Ben ritrovati cari amici di Radio Chef, oggi vi portiamo a scoprire le maglie del nostro territorio perché ci sarà una via tutta da scoprire che ci proporrà quelli che saranno i prodotti delle maglie del nostro territorio. Inoltre potremo scoprire e conoscere tutto quello che la montagna friulana ci offre. Ci saranno anche degli scatti e tutto questo per parlare dell'appuntamento dedicato alla Via delle Malghe che si terrà a Tolmezzo in occasione delle Vie dei Sapori questo fine settimana di ottobre prossimo, quindi dall'11 al 12 ottobre. Ma noi ne parliamo perché questa via ovviamente delle Malghe rimarrà sempre visitabile con la presidente della cooperativa dei malghesi della carne e della Valcanale che è Manuela D'Orlando ed è qui collegata con noi. Allora Manuela, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Bu- per avermi ospitata. Buongiorno a te Manuela, ma raccontaci perché è nata l'idea di creare questa via delle Malghe, che tra l'altro va proprio dalle Malghe della Carnia fino alla Val Canale, per conoscere i vostri prodotti, ma anche questa bellissima realtà che racconta i sapori di un territorio. Sì, allora diciamo che allora, il Filo dei Sapori è una meravigliosa iniziativa che viene riproposta annualmente qui a Tolmezzo e alla quale noi abbiamo sempre cercato di partecipare. Quest'anno nasce la volontà di creare una via appunto dedicata alle malghe al fine di promuovere i prodotti d'alpeggio ad oggi, secondo me, ancora poco ehm, valorizzati. Ecco. Questa via delle malghe nasce grazie alla collaborazione che abbiamo ultimamente per valorizzare la zootecnia della montagna assieme alla comunità di montagna e all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Questa via rappresenterà per i visitatori come un piccolo viaggio tra le terre alte e sarà caratterizzata appunto dalla vendita dei prodotti d'alpeggio e anche da una mostra fotografica di Ulderica da Pozzo, una mostra fotografica, alcuni scatti diciamo presi dalla sua mostra Passaggi. Ulderica da Pozzo è una famosa fotografa del nostro territorio che attraverso il suo obiettivo riesce a raccontare meglio di chiunque altro, secondo me, la vita d'alpeggio. Oltre a questo ci saranno anche delle iniziative come una piccola fattoria in cui sarà possibile provare la mungitura degli animali e vedere esattamente nella pratica come questo funziona e anche la possibilità di visitare la latteria di Tolmezzo come conclusione, diciamo, del percorso dell'alpeggio, no? Dopo essere rientrati a casa, tutti producono latte e lo portano poi infine nella latteria di Fondovalle. Una bellissima iniziativa per conoscere queste realtà davvero uniche, Emanuela, della montagna del nostro territorio. Tra l'altro tutto questo sarà anche affiancato da una mostra che si chiama Passaggi sul fil dal TIMP, un viaggio fotografico tra nuove e vecchie generazioni di malgari, quindi è possibile proprio conoscere tutta la vostra storia, ma anche una mostra fotografica che è stata quella di mostra anche a Friuli Doc. Gli scatti sono di Ulderica da Pozzo e ci racconta proprio di malghe e di memoria di tutta la montagna, insomma, del nostro territorio, raccontato attraverso queste immagini. Esattamente, sì, sono appunto alcuni scatti presi da questa mostra fotografica che rappresentano al meglio la vita delle terre alte. Ehm, diciamo che, come ho sempre definito, la fotografia di Ulrica da Pozzo rappresenta un'importante ricerca etnografica, non sono solo immagini e oltretutto parlano di persone, piuttosto parlano, sì.
parlano, perché le sue fotografie davvero parlano Eh e sì. rappresentano persone tendenzialmente schive e timide, un po' laboriose, che non sempre trovano le parole giuste per raccontare il loro lavoro e la È loro vero, vita appunto in questi pascoli. eppure insomma è un lavoro importante che porta avanti una tradizione unica, ma forse oggi, Manuela, c'è un po' di interesse anche da parte dei giovani a voler riprendere questo lavoro, questa tradizione, così? Sì, siamo infatti secondo me in un momento, particolarmente, ricco di cambi generazionali da questo punto di vista, ma anche di nuovi, agricoltori che decidono di mettersi in gioco e, scommettere, diciamo, il loro futuro nella vita di montagna, no? Ehm, diciamo che questo rappresenta una scelta coraggiosa perché sicuramente non si parla di lavori semplici, però la vita di montagna e le malghe rappresentano anche una sorta di piccoli presidi che custodiscono gelosamente anche a volte questi delicati ecosistemi e una ricca biodiversità che dobbiamo tutelare. Pertanto non si tratta, secondo me, di un ritorno al passato, ma semplicemente di una visione futura al quale andremo tutti, insomma, secondo me, incontro anche nella scelta del cibo che portiamo a tavola. Dobbiamo pensare a queste cose, insomma, cosa compriamo, cosa mangiamo e quale miglior cosa se non della filiera corta e delle produzioni locali. Tra l'altro che poi vengono utilizzate anche per preparare prodotti tipici locali, no? Ad esempio pensiamo alla ricotta affumicata, la ricotta affumicata che utilizziamo nei chiarchons o sugli gnocchi, adesso in questo periodo il burro d'alpeggio, che è un burro veramente dalle elevate qualità nutrizionali, oltre Ah, che a quelle verissimo. organolettiche, sì. E il formaggio di malga, chiaramente, che non possiamo dimenticare. No, assolutamente. Quindi ricordiamo a tutti di approfittare, insomma, di questa opportunità della Via delle Malghe, ma anche questo fine settimana di venire a fare scorta dei vostri prodotti, a conoscervi e magari poi a pianificare un bel tour, un bel giro di queste Esatto, bellissime malghe. Ma esattamente. Vi aspettiamo a braccia aperte. Manuel, allora noi ti ringraziamo e qual è il tuo prodotto di malga preferito? C'è qualche ricetta che prepari che vuoi suggerire in conclusione ai nostri ascoltatori? Beh, il prodotto preferito rimane sempre il formaggio perché è curioso provarne di ogni tipo. Diciamo che il formaggio è sempre lo stesso, ma cambia il gusto in base al pascolo da cui deriva il latte con cui viene prodotto. Quindi è anche una bella ricerca da fare durante la stagione estiva. E ricette come ricette, sicuramente la mia ricetta preferita sono i chiarchons come ricetta tradizionale ed è curioso provare anche qua le diverse varietà. Beh, i Kherson si sposano benissimo con il formaggio, le ricotte affumicate, il burro, quindi devo dire che Esatto. effettivamente è il piatto perfetto. E allora vi invitiamo, magari perché no, cari ascoltatori, a inviarci una vostra ricetta particolare con i formaggi di malga, oppure raccontarci la vostra storia, dove andate, quali sono le baghe preferite, e quali formaggi vi piace sempre acquistare, o appunto se andate per fare scorta, ad esempio, durante l'estate di prodotti genuini che sanno di montagna. Io ti ringrazio davvero per essere stata con noi, Manuela. Grazie a Noi voi, grazie a voi. vi aspettiamo presto allora per parlare ancora della Via delle Malghe.